che variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, a dispetto di gufi vari, bellicisti dal loro divano, anti-americani viscerali e chi più ne ha più ne metta, avanza la pace di Trump, avanza il processo di pace in Ucraina firmato Donald Trump. Non sarà l'iperbole con cui Trump si presentò alle elezioni, cioè otterrò la pace in 24 ore, ma sicuramente in queste poche settimane di Trump, perché poi il suo approccio rivoluzionario ci fa sembrare, no, che Trump sia in carica da un'era geologica, perché ha cambiato l'era politica, ma da un punto di vista cronologico sono in fondo poche settimane. Ebbene, in poche settimane di Trump ovviamente si sono fatti molti più passi avanti che nei 2 anni precedenti. Perché diciamo avanza la pace di Trump? Perché anzitutto è stata ufficializzata una delle premesse indispensabili perché ci sia qualcosa come la pace di Trump, e cioè l'accordo tra Stati Uniti e Ucraina sulle terre rare che si trovano nel sottosuolo dell'Ucraina medesima. Un accordo annunciato così, secondo quanto riferisce il Washington Post, un allineamento strategico di lungo termine tra Stati Uniti ed Ucraina. Questa definizione di un giornale non certo, come dire, tifoso dell'attuale inquilino della Casa Bianca, snida però il vero non detto dell'accordo sulle terre rare. L'accordo sulle terre rare è la più formidabile forma di garanzia implicita che Donald Trump può dare all'Ucraina, premesso che non vuole dare garanzie esplicite per sue priorità geopolitiche, cioè perché è concentrato sulla sfida con la Cina e perché risponde al contribuente americano. Ma è evidente che il fatto stesso che gli Stati Uniti partecipano, sempre virgolette, dell'accordo, alla sicurezza, alla prosperità, alla ricostruzione, all'integrazione dell'Ucraina nel contesto economico globale, fa sì che l'Ucraina diventi luogo di interessi economici e di presenza anche lavorativa di personale americano. E diciamo che questo dal punto di vista di Vladimir Putin un lievissimo disincentivo a continuare aggressioni militari diciamo post pace, ma crediamo che lo costituisca. Tra l'altro Washington ha anche sottolineato che, virgolette, nessuno Stato o persona che ha finanziato o rifornito la macchina di guerra russa sarà consentito di beneficiare della ricostruzione dell'Ucraina. E questo è un altro punto fondamentale, perché l'accordo sulle terre rare è una scelta di campo per come la vuole e la intende fare Donald Trump, cioè una scelta di campo che sbocchi nella pace, che preveda un compromesso con la Russia, delle rinunce da parte ucraina, ma non la resa di cui fantasticano i suddetti gufi e anti-americani di cui sopra. Tra l'altro, dov'è la dimostrazione plastica che c'è questo allineamento strategico e che non c'è la resa di cui si straparla? È il fatto che nelle stesse ore in cui viene annunciato l'accordo sulle terre rare, viene diffusa anche la notizia secondo cui l'amministrazione americana sarebbe pronta a sbloccare un nuovo pacchetto di armi per $50 milioni da destinare appunto alle forze ucraine. Questo cosa vuol dire? Questo rientra nella modalità con cui Trump approccia questa trattativa, che come abbiamo detto qualche giorno fa è la modalità del pokerista. Cioè la trattativa avanza, ha messo a segno l'accordo sulle terre rare, come dice oggi J.D. Vance, ci sono 2 proposte di pace, una russa e una ucraina, è già un risultato epocale rispetto appunto a pochi mesi fa. Ora bisogna cercare il punto mediano, il punto di caduta mediano tra queste 2 proposte. Questi 50 milioni di armi fanno parte dell'armamentario appunto pressorio che Trump mette sul tavolo, in questo caso nei confronti della Russia, dopo aver fatto pressioni sicuramente su Kiev relativo all'accordo sulle terre rare. Dimostra quello che nel nostro piccolo sostenevamo, cioè che l'approccio di Trump
non è l'approccio di Putin, quello dello scacchista, ma quello del pokerista che ti cambia la partita in corsa, che mentre l'accordo segna degli avanzamenti oggettivi, rilancia improvvisamente con delle armi o delle dichiarazioni per snidarti e portarti all'accordo finale. E insomma, questo approccio potrà piacere o no, sarà frutto appunto di un buzzurro pokerista americano, costruttore di Manhattan, eccetera, ma sta segnando degli oggettivi risultati. Dopodiché, come dice oggi Marco Rubio, il tempo non è infinito. L'Ucraina, ma ormai questa cosa risulta sdoganata, realisticamente non potrà mai pretendere di tornare a una situazione pre-invasione o addirittura pre-2014 con la questione della Crimea. Ma insomma, appunto, il processo all'insieme del compromesso avanza. Ora, due cose devono accadere: che Putin capisca lo schema del pokerista e capisca che si sta andando verso una risoluzione che conviene anzitutto a lui, e questa è la prima cosa. La seconda cosa, però, che fa notare oggi Matteo Salvini, è anche che all'Unione Europea non vengano strane mattane al 92esimo, quando si sta componendo un abbozzo di accordo, di mettersi di traverso in modo inverosimile, tra l'altro, rispetto alla sua cogenza militare e geopolitica, ma per il gusto di mettersi di traverso rispetto all'amministrazione Trump. Se si sta ottenendo la pace in Europa, speriamo che non siano, per quanto obnubilati dal riarmo europeo, cioè franco-tedesco, che non siano i gentiluomini di Bruxelles a mettersi di traverso. In ogni caso, alla faccia anche loro, di quello rispetto alle posizioni che avevano sostenuto, avanza la pace di Trump. Grazie a tutti, ma rimanete con noi perché a brevissimo c'è la nostra intervista settimanale.